Aperta la strada di cantiere della provinciale 227 per Portofino, ripristinato l'accesso per i mezzi di soccorso. Si lavora per l'apertura a senso unico alternato per la Domenica delle Palme. Parte domani la seconda visita pastorale di Monsignor Tanasini alle parrocchie della diocesi di Chiavari. Le prime comunità ad accoglierlo saranno quelle del vicariato di Sturla e Graveglia. Liberi dalla paura, prosegue a Sacrofano il meeting sull'accoglienza. Ieri la visita del Papa ha rafforzato l'impegno, le parole del pontefice accolte come una carezza dagli operatori. Consegnate a Chiavari le borse di studio della Fondazione Italiana Antonio Devoto, 49 i ragazzi premiati per il loro impegno negli studi per un totale di quasi 10.000 euro. Calcio, la Virtus Entella, sospinta dall'entusiasmo dei tifosi al Comunale dopo la vittoria con la capolista, scende in campo domani a Lucca e si prepara al Tour de Force dei recuperi. Buonasera a tutti, ben ritrovati a Tigullio oggi. Dunque il collegamento stradale per Portofino potrebbe riaprire anche alcuni giorni prima di Pasqua, forse addirittura la Domenica delle Palme. Intanto la strada di cantiere, che è stata realizzata dalle ditte impegnate nella ricostruzione lungo la provinciale 227, è pronta e potrà essere utilizzata per i mezzi di servizio e per quelli di soccorso. Questa mattina c'è stato un sopralluogo da parte dei rappresentanti delle istituzioni per fare il punto. Vediamo. Beh, una grande emozione oggi, una bellissima giornata, tanta gente, passare di qua per la prima volta dopo quella maledetta serata della mareggiata che ha distrutto la nostra strada, essere passato di nuovo qua con la macchina è veramente, seppur una strada di cantiere, comunque veramente una grandissima emozione. Non nasconde la sua emozione il sindaco di Portofino Matteo Viacava. Attraversare per la prima volta a bordo di un'auto il tratto di strada della provinciale crollata dopo la mareggiata del 29 ottobre è sicuramente un passo cruciale nel percorso di ritorno alla normalità avviato già nelle ore successive al disastro. Una strada di cantiere, quella realizzata dai tecnici della città metropolitana di Genova e dalle ditte incaricate dell'appalto, ma che potrà comunque essere utilizzata dai mezzi di servizio e quelli di soccorso per gestire le emergenze. Avere già una strada di cantiere può consentire il passaggio di vigili del fuoco, di mezzi di protezione civile, che adesso, grazie a Dio, siamo riusciti a farli passare da quella strada che collega tramite il CULM Portofino, quella strada percorso forestale, che è stato molto utile in questi mesi. Adesso, avendo questa possibilità in più per i mezzi emergenziali, insomma, siamo anche più sereni come portofinesi, come abitanti di Portofino, oltre che da sindaco. Al lavoro oggi anche i rocciatori per la messa in sicurezza del versante. Una giornata di sopralluogo, quella che ha visto la presenza del presidente della Regione Liguria, che ha confermato lo stato di avanzamento dei lavori. Obiettivo resta l'apertura al pubblico della strada a senso unico alternato per i giorni di Pasqua, ma non è escluso che questo si possa fare già con qualche giorno di anticipo. Tutto dipenderà dalle condizioni meteo che finora hanno aiutato molto. Anche oggi tanti turisti hanno raggiunto il borgo utilizzando la passerella pedonale realizzata a sbalzo. Transitabile durante gli orari di chiusura del cantiere, resterà in funzione ancora poche settimane. La passerella stessa sarà probabilmente rimossa fra 2 settimane per consentire di intervenire anche proprio in quella parte che oggi è occupata dalla passerella. Questo non impedirà il transito pedonale perché ci stiamo attrezzando per fare in modo che i pedoni possano transitare in sicurezza sulla parte di infrastruttura già ricostruita. Ma come è stata realizzata tecnicamente questa strada e come sono state superate le criticità iniziali? Vediamo insieme il prossimo servizio. La strada di cantiere aperta questa mattina consente ai mezzi delle ditte al lavoro per la ricostruzione e anche ai mezzi di soccorso di raggiungere Portofino. È 1 metro sotto la quota originale e leggermente più larga. L'allargamento che vedete è soltanto che qua ci era stato chiesto in sede di conferenza, abbiamo preso in casa l'ingombro della passerella che era di 1,60 m. Per cui l'allargamento che vedete è la passerella che diventerà un marciapiede, però in questo momento ci fa comodo perché è quello che ci garantisce gli spazi necessari per lavorare.
La strada è stata realizzata con un riempimento di massi nei vuoti che si sono creati sotto la sede stradale. La scelta di realizzare i riempimenti con grosse pietre e cemento ha accelerato l'operazione e in questi giorni è stato portato a termine il consolidamento, che difenderà l'opera da un'eccessiva erosione e dalla violenza di mareggiate eccezionali come quella che ha causato l'interruzione a fine ottobre. Uno dei problemi della mareggiata che ci ha proprio spinto dal di sotto, dalle fessure presenti nelle rocce, è venuto su, ci ha spinto l'asfalto, ha ribaltato addirittura la passerella, l'abbiamo completamente trovata ribaltata, quindi vuol dire che la sovrappressione era da sotto e ci ha ribaltato. Quindi il concetto è stato quello di mettere un'opera massiva, abbiamo portato massi e intasavamo di calcestruzzo, massi e calcestruzzo. Quindi in questo momento qua quello che vedete è un corpo stradale fatto di massi e calcestruzzo. Il cantiere è in anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista. Ci ha aiutato il tempo da una parte, perché sono state giornate veramente di bel tempo, qualche giornata di mare mosso che non ha permesso al pontone di lavorare in sicurezza, però ecco, la maggior difficoltà che abbiamo incontrato è la logistica di questo cantiere, perché anche la strada su cui siamo è veramente stretta, quindi se arrivano i camion con i massi non possono arrivare le botti, quindi deve essere un lavoro organizzato di squadra. Ora si procederà con il rifacimento del muro a monte e con il recupero del passaggio pedonale. Una volta recuperata la quota originaria comincerà la posa dei sottoservizi, che procederà parallelamente al ripristino del manto stradale, senza interruzioni e interferenze. E intanto a Santa Margherita Ligure stanno procedendo i lavori per ripristinare la diga del porto danneggiata dalla mareggiata del 29 ottobre scorso. In Piazzale Cagni si sta terminando la pavimentazione nell'attesa delle nuove colonnine da installare che consentiranno la piena funzionalità dell'area. Nel tratto successivo, per la porzione di diga prima della spaccatura, nei giorni scorsi sono state estese le utenze per gli impianti e successivamente è iniziato il ripristino della pavimentazione per consentire ai mezzi di operare. Ieri è arrivato anche il pontone del Provveditorato delle Opere Pubbliche che da lunedì inizierà la sistemazione della massicciata a protezione della diga. Sono state posizionate e sono entrate in attività le centraline di controllo dell'area per la zona ovest di Ponte Morandi. Le centraline si trovano in punti precisi, individuati a nord e sud del cantiere e lavorano per il costante monitoraggio della qualità dell'area, con un'attenzione specifica su parametri particolarmente importanti per la salute dei cittadini. Nel concreto si tratta di rilevare l'eventuale presenza di polveri sottili, PM10, e controllare il livello del rumore derivante dal cantiere. A nord è stata posizionata anche la stazione meteo. Le stazioni di controllo sono già attive e monitorano su base settimanale. I primi dati verranno restituiti e resi noti a metà della prossima settimana sul sito del commissario per la ricostruzione. Per quanto riguarda il lato est del cantiere del ponte sul Polcevera, dove ancora non sono in corso demolizioni ma solo opere propedeutiche, sono intanto stati definiti i punti di monitoraggio. L'Associazione Temporanea di Imprese, che si occupa della demolizione di Ponte Morandi, nella prossima settimana installerà anche da questo lato le stazioni di monitoraggio, che potranno dare il via alla raccolta dei dati. La cronaca. Gli agenti della Polizia di Stato di Genova, con il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno arrestato 4 persone per il reato di violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. La vittima, una donna di circa 40 anni di origine straniera, secondo quanto ricostruito dai poliziotti della sezione reati contro la persona della squadra mobile, avrebbe preso contatti nei giorni scorsi con un 50enne italiano pregiudicato conosciuto fuori Genova. La notte fra giovedì e venerdì si sarebbe spostata nel capoluogo ligure per trascorrere alcuni giorni. Qui, in un'abitazione di via Martiri del Turchino, fra Voltri e Pra, la donna è stata violentata dal 50enne italiano e da 3 suoi conoscenti di 24, 25 e 30 anni, tutti pregiudicati e di origine straniera. È stata legata perché non scappasse e sottoposta a percosse che le hanno causato lesioni, ecchimosi e diverse fratture alle ossa del volto. In un momento di assopimento dei 4 è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. Gli agenti, nonostante i tentativi di nasconderla, hanno ritrovato la donna nell'abitazione e l'hanno condotta in un ospedale cittadino dove si trova tuttora ricoverata. I 4 aggressori sono stati arrestati e condotti nel carcere di Pontedecimo.
Inizia domani la seconda visita pastorale del Vescovo di Chiavari alle parrocchie della diocesi. Monsignor Tanasini inizierà il suo cammino, che durerà più di un anno, dal vicariato di Sturla e Graveglia, dove ad attenderlo ci saranno numerose comunità parrocchiali di diversi ambiti. Il primo appuntamento è domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Rivarola a Carasco. Come queste realtà si sono preparate ad accogliere ancora una volta il pastore della diocesi? Lo abbiamo chiesto al vicario foraneo, Don Maurizio Prandi. È un cammino cominciato relativamente da poco tempo e sul quale è necessario continuare a verificarsi e al quale è necessario dare sempre un nuovo impulso, che è quello che farà il Vescovo venendo ad incontrare tutte le nostre comunità. Chi incontrerà nel vostro vicariato? Da noi è una visita pastorale, come dice il decreto di indizione, per ambiti di comunione pastorale e essendo il nostro vicariato un po' particolare, fatto di una zona di pianura, di due zone anche di montagna, abbiamo proposto al Vescovo di fare sì alcuni incontri negli ambiti, dove lui incontrerà i consigli pastorali di ambito, dove incontrerà i bambini e i ragazzi del catechismo, le comunità dei figli, le comunità dei discepoli, e alcuni incontri invece a livello più vicariale, dove ha la possibilità di avere un po' il polso anche del cammino che si fa insieme, e questi incontri saranno con i giovani, con i consigli parrocchiali degli affari economici, con i catechisti e gli animatori in modo particolare. Ecco, ricordiamo le comunità che fanno parte del vostro vicariato, che saranno proprio incontrate da Monsignor Tanasini. Allora, il nostro vicariato consta di 4 ambiti di comunione pastorale. Lui comincerà dal nostro ambito. Domani celebrerà l'Eucaristia nella parrocchia di Rivarola alle ore 10. Il nostro ambito è costituito dalle 3 parrocchie che sono affidate a Don Enrico Dondero, la Veglia Rivarola e Paggi, e poi la zona pastorale di San Salvatore che è affidata a me, Brecanecca, Costa, Monticelli e San Salvatore. E poi gli altri ambiti sono quello di Val Graveglia, sono 10 parrocchie, e poi tutte le parrocchie della Valle Sturla, che va da Vignolo fino ad Acero, e poi le parrocchie affidate a Don Paolo Gagliotti, Carasco e poi la zona della Val Cichero, che sono un ambito di 8 parrocchie. Nell'ambito del programma della visita pastorale, lunedì il Vescovo incontrerà i rappresentanti del Consiglio d'ambito della Val Graveglia nel Salone Parrocchiale Anè. Domenica prossima, invece, alle 19, al Villaggio del Ragazzo di San Salvatore si svolgerà la cena e l'incontro con i giovani del vicariato. Prosegue a Sacrofano, in provincia di Roma, il meeting dal titolo Liberi dalla paura, promosso dalla Caritas Italiana, Fondazione Migrantes e Centro Astalli. Centinaia gli operatori, laici e religiosi impegnati nell'accoglienza dei migranti, presenti ai lavori che ieri sono stati aperti dalla messa presieduta dal Papa. L'invito a non avere paura e a proclamare dai tetti la gioia dell'incontro con Cristo e il prossimo è stato accolto dai presenti come una carezza del Pontefice e un incentivo a proseguire. La carezza del Papa per gli operatori dell'accoglienza. A margine della celebrazione eucaristica alla Fraterna Domus di Sacrofano a Roma, Francesco si è soffermato con le tante persone laiche e religiose che ogni giorno si impegnano nel ricevere i migranti. Un momento emozionante e toccante concluso dalle parole del Papa. Il piccolo passo fa il grande cammino della storia. Queste parole del Papa sono risuonate per me come una carezza di un padre che mi esorta a dire tranquilla, non ti preoccupare, sei sulla strada giusta. Quell'idea che è l'idea che porti avanti con quell'accoglienza, anche se ti è faticosa e ti sembra di stare un po' in balia di quelle acque, stai serena, sei sulla strada giusta, guarda avanti, è la strada giusta da percorrere, quindi sicuramente come una carezza. L'invito del Papa ad annunciare sui tetti la gioia dell'incontro con Cristo e con l'altro è stato raccolto dagli operatori. L'omelia del Pontefice ha dato nuova linfa anche all'impegno quotidiano e sulla necessità di uscire dalla paura ha insistito anche il direttore nazionale della Caritas, Don Francesco Soddu. La paura è il retaggio praticamente della schiavitù. Ecco, noi vogliamo uscire dalla paura e quindi uscire dalla schiavitù e vogliamo dare questo messaggio bello al paese e al mondo che laddove vi è l'essere umano libero
non ci deve essere paura. È l'incontro e lo snodo perché tutto questo possa avvenire. La mancanza di preparazione crea timore, quindi il vostro esempio può essere anche una luce per chi vuole impegnarsi nell'accoglienza? Certo, ma non è tanto un esempio, ma la proposizione di percorsi già iniziati, di percorsi già avviati, di modo che si possa capire che qui tutto può esserci l'emozione, può esserci la stanchezza, ma la paura è veramente bandita. Il trovarsi e il proporsi come modello, diciamo così, da seguire, credo che sia un grande messaggio, un bel messaggio di speranza, di non paura, soprattutto al nostro Paese. La parrocchia di San Bartolomeo di Serra a Cicagna celebra la festa di Nostra Signora di Lourdes. Domani alle 15 la Santa Messa per gli ammalati e gli anziani sarà concelebrata da Don Mario Moltedo e da Don Cristiano Princiotta Cariddi. I canti mariani verranno eseguiti dal coro interparrocchiale. Si è svolta questa mattina a Chiavari, nella sala Ghio Schiffini della Società Economica, la cerimonia di consegna delle borse di studio per l'anno scolastico 2017-2018 da parte della Fondazione Italiana Antonio Devoto. 49 i premiati quest'anno per un importo complessivo pari a 10.000 euro. In questo modo la Fondazione tiene fede all'impegno assunto a suo tempo dal conte Antonio Devoto per assicurare un adeguato supporto agli studenti appartenenti a famiglie del territorio nel far studiare i propri figli. Si rinnova l'appuntamento annuale, ormai decennale, con le borse di studio della Fondazione Devoto. Quest'anno quanti sono i ragazzi premiati? Quest'anno sono 49 i ragazzi premiati del nostro comprensorio, ragazzi appunto che frequentano la scuola primaria, le scuole medie, le scuole superiori, e poi abbiamo anche riconosciuto una borsa straordinaria a uno studente universitario che sta seguendo un percorso molto interessante, iscritto sia all'Università di Biologia sia all'Accademia Mercantile, quindi abbiamo voluto premiare i suoi eccellenti risultati e sostenerlo nel suo percorso di studi. Sostenere questi ragazzi fa parte dello statuto della Fondazione ormai da diversi anni. Sì, è proprio la missione con la quale questa fondazione poi è nata, è eredità del benemerito conte Antonio Devoto, che volle appunto favorire il percorso di istruzione dei ragazzi, in particolare di quelli che magari non avessero i mezzi a disposizione per poter studiare, e quindi anche attraverso questa cerimonia, dando questi 49 premi, vogliamo appunto tener fede a quello che è uno scopo statutario, ma che è uno scopo fondamentale, perché crediamo che l'istruzione sia un qualcosa di fondamentale nel contesto di oggi, quindi che non debbano in alcun modo esserci problemi economici, di natura economica, a frenare lo sviluppo e la formazione dei nostri ragazzi. In un periodo in cui il merito a volte non viene riconosciuto, non viene valorizzato, questo è un segnale in controtendenza. Sì, perché diciamo che appunto i due parametri sui quali ci basiamo sono proprio quelli delle difficoltà economiche, ma anche quello del rendimento scolastico, quindi analizziamo proprio i risultati dei ragazzi e ogni anno ci fa piacere vedere che ci sono risultati molto, molto positivi, e cerchiamo quindi attraverso anche questo premio di offrire un piccolo stimolo ai ragazzi per non fermarsi, ma per continuare sempre ad avere risultati eccellenti nel corso del loro cammino scolastico, e di ottenere appunto attraverso questi risultati di completare un po' quella che è la loro formazione. Il presidente di Ascom Chiavari, Giampaolo Roggero, è riconoscente per il lavoro svolto negli ultimi mesi dal commissariato di polizia di Chiavari. Tutti i componenti della squadra investigativa, scrive in una nota, hanno compiuto notevoli sforzi per assicurare il controllo del territorio per garantirne la sicurezza, incrementando la sorveglianza nei giorni festivi e nelle ore serali. Ha scritto Roggero in una lettera dove ha lodato il lavoro di indagine dei poliziotti chiavaresi nell'individuare i responsabili degli 8
8 furti avvenuti all'interno di esercizi commerciali. Gli arresti a seguito dell'indagine denominata Slate sui furti commessi in 2 gioiellerie del Tigullio e quelli in flagranza di 2 borseggiatori sulla linea dell'autobus numero 12. Reputo che l'incremento del controllo del territorio svolto anche in abiti civili sia un'azione importante per controllare la microdelinquenza e che sia il mezzo fondamentale per garantire il senso di sicurezza dei cittadini, rafforzando il rapporto di fiducia tra l'istituzione e l'intera comunità. Restiamo a Chiavari. Gli uffici anagrafe e tributi del comune di Chiavari sono chiusi al sabato mattina. Gli orari sono pubblicati sul sito internet del comune, ma secondo i cittadini che questa mattina si sono recati agli sportelli, la modifica alle aperture c'è stata solo di recente e senza comunicazione alla cittadinanza. Di questa istanza si sono fatti portavoce i consiglieri comunali di Noi di Chiavari, Roberto Levaggi, Silvia Garibaldi e Daniela Colombo, che in una nota scrivono che gli uffici sono chiusi al pubblico il sabato mattina solo a partire da oggi e che l'unica comunicazione disponibile è un foglio affisso sulla porta del comune. Per i consiglieri di opposizione questo reca un grave danno agli abitanti che lavorano dal lunedì al venerdì e ai pendolari. Secondo Roberto Levaggi, durante l'amministrazione precedente, grazie ad una turnazione del personale e nel rispetto dei contratti, l'apertura al sabato era stata regolarmente garantita. Borzonasca ha istituito il marchio DECO, ovvero denominazione comunale, per tutelare e valorizzare i prodotti agroalimentari tipici del suo territorio. Il regolamento è stato approvato in maniera unanime nel corso dell'ultimo Consiglio comunale. Ora sarà istituito un apposito registro in cui, oltre ai prodotti tipici locali, potranno essere iscritte le feste e le sagre relative ai vari settori dell'agroalimentare e dell'artigianato, le ricette e i prodotti ad alto valore storico della tradizione locale, le tecniche di coltivazione, di allevamento e di pesca del territorio, i prodotti del sottobosco e le sue lavorazioni. L'interesse manifestato è stato molto alto. Lo scorso 7 febbraio, infatti, molte persone hanno preso parte all'incontro illustrativo che si è svolto in comune. Borzonasca è fra le prime realtà ad aver iniziato questo processo. Se ne sono occupate in prima persona le consigliere incaricate Marina Bo e Sabrina Lugo. La Guardia Medica Pediatrica della Croce Bianca Rapallese, insieme ai comitati genitori Rapallo e Zoagli, fanno sapere che la raccolta fondi a favore di Mattia e Paolo Cinti, i 2 ragazzi rimasti orfani dopo la morte a breve distanza di tempo di entrambi i genitori, si concluderà il 4 marzo. I salvadanai posizionati nei diversi punti di raccolta cittadini saranno ritirati e aperti mercoledì 20 marzo, giornata internazionale della felicità, alle 18:30 all'Hotel Riviera, durante un momento a cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza. Ora sfogliamo insieme la nostra agenda degli appuntamenti. Appuntamenti in agenda per domenica 17 febbraio. Dalle 8:30 alle 12:30 in piazza Mazzini a Chiavari sarà presente l'autoemoteca dell'Avis per una raccolta straordinaria di sangue. Alle 9, con ritrovo dal centro visite dell'Ente Parco Arezzo Aglio, ciaspolata in Val d'Aveto, dalla foresta del Montepenna al passo del Cereghetto, il rientro alle ore 16. In 2 meglio, speciale iniziativa del Musel di Sestri Levante per San Valentino. Chi visiterà il museo in coppia pagherà un solo biglietto d'ingresso. L'orario dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Pranzo di solidarietà alle 12:30 nei locali sotto la chiesa di Ribasso a Chiavari. Il ricavato sarà devoluto a Noi Andiamo e sosterrà la costruzione di un'imbarcazione adatta alle esigenze di chi vive in condizioni di disabilità. Primo appuntamento con il Laboratorio della Fede, lezioni e itinerari tra religione e storia, quest'anno sulle tracce di San Martino. Si parte alle 15 dalla chiesa del Divo Martino a Portofino. Relatori saranno il parroco Don Alessandro Giosso e Valeria Polonio dell'Università di Genova. Alle 16 nei locali di Villa Quairolo a Rapallo, tavola rotonda sul tema Europa orientale e Impero Romano d'Oriente. Ne parleranno Giorgio Caralis e Claudio Gramegna. Prende il via la rassegna Concerti Aperitivo, organizzata dall'Associazione Musicale Sant'Ambrogio. Alle 17, al Teatro delle Clarisse di Rapallo, Andrea Cardinale al violino e José Scanu alla chitarra proporranno un omaggio all'opera italiana. Appuntamenti in agenda per lunedì 18 febbraio.
Per i corsi di cultura di Chiavari, alle 16, nella sala Livellare di Via del Pino, Elvira Landò parlerà dei frammenti di un discorso amoroso, Eloise l'abbadessa. Alle 16, per l'Accademia Culturale di Rapallo, a Villa Quairolo, Dino Cofrancesco affronterà il tema L'Europa tra illuminismo e romanticismo. Defibrillatori sul territorio è il titolo dell'incontro con Daniele Ventura, medico della centrale operativa del 118, in programma all'auditorium di Villa Sottanis a Casarza Ligure. L'inizio alle 20:30, l'ingresso è libero. Alle 21, al Teatro delle Clarisse di Rapallo, Buon compleanno Faber, concerto per il 79° compleanno di Fabrizio De André. Sul palco Federico Sirianni e Max Manfredi, accompagnati dalla violinista genovese Alice Nappi. Siamo al calcio. In Lega Pro domani alle 18:30 la Virtus Entella scenderà in campo a Lucca per affrontare la Lucchese nella 27ª giornata del campionato. I biancocelesti ne vengono da una settimana in cui l'entusiasmo della vittoria casalinga con la capolista e la gioia dei tifosi hanno caricato la squadra, che tuttavia deve mantenere desta l'attenzione sulla partita. Nelle prossime settimane i chiavaresi saranno chiamati ad un vero e proprio tour de force per recuperare ben 7 partite. Sentiamo il portiere biancoceleste Andrea Paroni. Andre, 3 punti molto importanti arrivati al termine di una vera e propria battaglia sportiva contro una diretta concorrente, direi una serata da incorniciare. Sì, era una partita molto importante, insomma la Pro Vercelli è la prima della classe, quindi affrontarla sul nostro campo, poi sappiamo gli ultimi anni quanto sia sentita quella partita a Chiavari, era importante farlo con un approccio giusto. Penso che la squadra sia venuta in campo con la giusta determinazione e niente, quindi dopo i primi 25 minuti giocati a gran ritmo magari abbiamo lasciato un po' più di spazio a loro che hanno preso coraggio, ma alla fine il colpo di testa di Sassà ci ha fatto esplodere il comunale. Siamo felicissimi di quanto fatto e niente, ora però bisogna già guardare avanti. Nell'ottica del Tour de Force che dovrete affrontare, domenica si torna in campo a Lucca, ti chiedo quanto è importante questa vittoria, arrivata anche nel modo in cui è arrivata, così all'ultimo minuto, quante energie mentali vi ha dato questo successo? Ma Tour de Force, hai detto bene, e ora dobbiamo essere bravi a riprendere l'allenamento sapendo di pensare già alla Lucchese e di dimenticarci tra virgolette quanto fatto, anche se ti deve rimanere comunque l'energia e la forza di aver battuto una squadra importante, ed è importante guardare di domenica in domenica e sapere che c'è ancora tanta strada, per cui non dobbiamo cullarci di quanto fatto. Il mister su questo ci fa stare sul pezzo ed è giusto che sia così e niente, andiamo a Lucca sapendo che sarà una battaglia e daremo tutto quello che abbiamo. Siamo alla pallanuoto, diamo uno sguardo ai risultati del sabato pomeriggio. In Serie 1 maschile Sport Management Prorecco è terminata per 8-12, in A1 femminile Velletri Rapallo è terminata 7-10, dunque vittoria del giallo-blu sul Velletri in trasferta. In Serie 2 maschile Como Nuoto Lavagna 90 è iniziata alle 19, il risultato parziale vede in testa i bianconeri per 3-2. È iniziata alle 19 anche Chiavari Nuoto Firenze per quanto riguarda la Serie B maschile. Le telecamere di Telepace saranno domani ospiti della parrocchia di Santa Giulia a Lavagna. Il percorso attraverso le realtà della diocesi ci porta sulla collina affacciata sul mare, nella comunità affidata da circa 1 anno e mezzo a Don Andrea Borinato, che condivide questo impegno pastorale con la parrocchia di Santa Maria Assunta a Sorlana. Telepace entrerà in contatto con questa realtà e con le sue tradizioni nello spirito di servizio dell'emittente diocesana. Al termine della celebrazione i nostri volontari saranno a disposizione per fornire informazioni sulle modalità di sostentamento della TV. Domenica 17 febbraio la Santa Messa sarà trasmessa in diretta alle 10 dalla chiesa di Santa Giulia a Lavagna, su Telepace 1 al canale 15 e su Telepace HD al canale 515 e in differita alle 12:30 su Telepace 4 al canale 218. Terminiamo così il nostro appuntamento con l'informazione. Vi ricordo che il primo dei nostri notiziari ritornerà lunedì mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa curata da Marco Revello. Trovate le notizie sempre aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News.
Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti.